buonasera a tutti con un nuovo appuntamento di Chiara Neomelodica. Oggi ho il piacere e l'onore di avere, a parte che è un'amica, ma la vera interprete della musica napoletana è qui con me, Cinzia Oscar. Ciao Cinzia. Grazie, ciao Come amore, stai? tutto Come bene, stai? tutto Tutto a bene. posto? Benissimo. Adesso proprio a mio agio. A tuo agio. Sì, sì, mi piace moltissimo. Ci siamo preparati prima per fare mi piace moltissimo questo lo programma. studio, mi piace tutto. Una bella novità che sembra che siamo al TG. Guarda lì. È vero, Sembra che ho siamo al visto, TG sì. di Certo. un telegiornale. Molto bello, Un telegiornale. Noi ringraziamo Carmine Giordano che ci dà la possibilità di fare questo programma. Questo è un programma che va in onda solo sui social, su Sì. Facebook, che adesso sai benissimo che gira tutto intorno al vero. web. La televisione non se la vede più nessuno. Allora, prima di farti cantare, io vorrei farti una domanda. Perché ridi? Perché sorrido. Sorridi. Come nasce artisticamente Cinzia Oscar? Quanto tempo abbiamo a disposizione? Vai, tranquilla. Bene, un riassunto. Nasce Cinzia Oscar all'età di 7 anni. Al Teatro 2000. Una bimba prodigia. Sì, prodigio, sì. Con i fratelli Maggio. Maggio, sì. E parliamo di Beniamino, Pupilla, Rosalia, Dante. Stiamo e parlando con i grandi bene, della... I grandi, sì. E lì nasce questa bimba all'età di 7 anni con la Stabile. Stabile era quella che faceva tutto l'inverno. Sì. C'erano tanti capolavori Capolavori. di canzoni classiche di una volta. E poi man mano crescendo non ero più la bambina prodigio, ma ero l'attricetta giovane, e poi sono diventata brillante e poi prima donna. Prima donna. Sì. Il tuo primo lavoro discografico? Se te Il lo mio ricordi? primo lavoro discografico fu un 45 giri Caro Diario. Caro Diario. Sì. Sapevi cantare un po' a cappella? Poi c'è stato il primo festival di Napoli a Stori Bambolilla e da lì poi ci fu la scrittura, fui scritturata da Tonino Apicella per fare Apicella. Bamboli nella sanità. La sanità. Sì. Quindi Cinzia Oscar ha veramente una grande carriera che a oggi quanti anni sono che... Sono esattamente 47 anni di carriera, partendo dall'età di 7 anni, 7 se no anni. parlissimo semo, invece non è così. Precisiamo. Precisiamo. Prendete esempio. Prendete No, esempio. precisiamo, quale prendete esempio? Prendete esempio Precisiamo. perché comunque un artista che... perché io penso una cosa, che mantenere il successo avere successo è facile, però mantenerlo è molto difficile. Avere successo c'è bisogno di tante Tante componenti. La tenacia, la mano del Signore, la fortuna soprattutto. e la bravura. E la bravura. Sono tante componenti. Mantenerlo insomma. Ci vuole, Cioè, ci vuole. Poi un'altra cosa che vorrei chiederti, tu sei tanti anni che fai parte di questo ambiente. Perché io, scusami se Sì. ti interrompo, perché comunque io sono stata indirizzata sul binario giusto, perché comunque io provengo da una famiglia di musicisti. Il mio papà erano 3 fratelli, il trio Oscar, che era un trio di vocalist come i Neri per Caso all'epoca, negli anni 50. Ma prima ancora c'era Armando Gil, l'autore di Reginella, che è cugino di mio padre. Nella vita Michele Testa, Michele per Testa. cui il nostro cognome è proprio Testa, Testa, l'originale. sì. Salutiamo anche il tuo papà. Cioè, un Antonio bacione Testa, per il mio papà. Antonio Testa. Cosa è cambiato nell'ambiente della musica? Della Napoli di ieri e della Napoli di oggi? Cosa è cambiato? Nell'ambiente, negli artisti, nell'ambiente? È cambiato, ma andiamo a passo, cambia tutto, come è cambiato l'aspetto di telefonia, è cambiato quasi cambiato un po', tutto, sì, un in po' che tutto. senso non mi permetto di dire cosa è cambiato, perché siamo al passo con, insomma, come vanno i tempi, Con gli come anni, cambiano con gli anni. le cose, così cambiano Con gli le anni, con gli persone. anni, giusto. Io vorrei fare alcuni salutini, che sono tante persone che ci stanno seguendo, ancora per Mimmo Pellegrino, ancora per Nino Napolano, un bacio per Jenny Ricordi. Ricordo Jenny Ricordi è il mio direttore di Radio Antenna Foria. Benissimo. Che io faccio un programma sulla radio. E io l'abbraccio. Poi ti aspetto anche Sì. lì prossimamente. Un bacio per la tua collega che prima hai incontrato, Anna Russano, Sì. che ti sta seguendo. Ah, ma Ti sta bellezza! seguendo.
la Stefanausa, ora per Mimmo Pellegrino, ancora per Albertuccio, un bacio per Albertuccio, il comico. Bene. Vecchi cantanti, artisti. Un bacio da parte mia. Un bacio ancora per Jimmy Scarlata. Ci ascoltiamo il primo brano, se siamo pronti. Andiamo Carmine col primo brano. Donne, e poi parliamo anche di questo tuo lavoro. Donne a metà di Federico Salvatore. Lo facciamo anche vedere. Arrangiamenti del maestro Costa. Alberto Costa. Donne a metà, Cinzia Oscar. Spilla non è facile a camminare, fava sti capille che ci aiutano a faticare, macchina mille, ma è soltanto curiosità, lacrime senza strille, che nada mi dà. Bambole usate, uomini mezzi finti oppure donne sbagliate, come lampioni a festa messi lungo le strade, cercando la luce a chi non c'è può dare. Bambole usate, uomini sempre spenti oppure donne mai nate, torniamo a casa tutte notti solo calore, ma a casa non c'è sta nessuno, so che lei tacca spilla quanto tempo faccio truccare, per chi sta per chi ho sfizia se vuole fare, macchina mille, a quest'ora ci sape già, piccola cariella, per chi è nato mi dà. Bambole usate, uomini mezzi finti oppure donne sbagliate, come lampioni a festa messi lungo le strade, cercando la luce a chi non c'è può dare.
Ed era Donne a metà di questo Sì. nuovo lavoro discografico che si chiama Unica Interprete. Sì. Ci vuoi spiegare questo titolo? Ma è diventato proprio una cosa di stato questo fatto Qualcosa. di unica interprete. Sì. Unica interprete perché io vengo dal teatro, perché oggi ci sono tante belle voci. Ma parliamo di cantanti, cantare. Interprete deriva dall'interpretazione, perché porto il teatro nelle mie canzoni. Io non voglio fare una signorinata perché sei qui con me. Non ne secondo... fa signorinata. No. Che devi non mi suonare un mandolino. No, voglio dire che secondo me Cinzia Osca è l'unica cantante femminile interprete della musica napoletana. No, ce ne sono alcune. Vabbè, Non mi ricordo adesso, non vabbè, ricordo bene, magari stiamo però parlando ce ne sono. anni sì. indietro, Angela Luce, stiamo parlando, vabbè, stiamo parlando sì. di tutte le altra Sì. cosa. Devo fare un saluto per Antonella Orefice che dice buonasera Chiara, Ciao. buonasera mia divina, bellissima, come sempre ti voglio tanto bene, unica interprete, unica in tutto ciò che fai. Ti voglio bene Antonella, un bacio, bacione, Antonella. ti voglio bene. Poi era Sandro Bellafonte prima. Sì, benissimo. Albertuccio, l'ho chiamato Albertuccio. Ancora per Iana che dice brava Chiara, complimenti anche all'artista Cinzia, un bacio da Iana Show. Ciao Iana, un bacio ancora per Chianese Moto e per tutte le persone che ci stanno scrivendo sulla chat. Bene. Allora, ti faccio una domanda un po' particolare, cosa ricordi del Cantiamoci Su? Che il mensile. Il mensile. Ah, il mensile. Il mensile, e poi mi sono divertita perché comunque è stata una trovata, cioè un fenomeno. Sì. All'epoca fu proprio un fenomeno. Un fenomeno. Questa trasmissione spopolò e ho un grande ricordo di questo ricordo, sì. Anche perché ultimamente, qualche anno fa l'avevano riproposto questo programma, però non era mai come il Cantiamoci Su che si fece Ma anni se fa. nasce il fenomeno, io non credo che si possa riimitare quel... Ripetere, no, è un grande programma. Sì. Ero piccolina e già seguivo il Cantiamoci Su. No. Marco aveva 2 anni. 2 anni, sì, era piccolissimo proprio. Vogliamo parlare di Marco Calone? Certo. Allora, io già te l'ho detto prima in privato, secondo me Marco Calone è un artista giovane che ha fatto la differenza con il suo modo di cantare e il suo modo di proporsi al pubblico. Sì. Tu sei orgogliosa di questo? Io sono stata riscattata. Per me è stato un riscatto questo successo di Marco, anche perché Marco ha 22 anni e Marco già canta da molto, perché già era prodigio pure lui, che fece quel disco dove c'era la canzone I voglio fuoco andante, che pure andò bene. Andò benissimo il disco. Perché ha un modo particolare di cantare. C'è un ragazzo che di 22-23 anni, però che comunque canta come si cantava. Certo. Una volta. E questa è stata la magia. Dobbiamo anche dire che viene da figlio d'arte da tutte e due le parti, certo, sia mamma e sia che il papà. certo. Che ma questo non significa, sai, perché tante volte non ci sono i figli d'arte, no. D'arte, no. No, perché magari vero, scelgono proprio un'altra professione, non hanno, non sono proiettati a ripetere quello che hanno già fatto i propri genitori, perché magari non vogliono o non hanno la facoltà di poterlo fare. Ma questo non è da condannare. Giusto, questo sì. Lui ha avuto questo dono di natura, o perché è figlio d'arte o perché sarà stato un caso, comunque è brava Marcariella. E non lo dico io come mamma, lo dico proprio come una persona che fa questa professione da tanti anni. Perché se Marco non fosse stato all'altezza della situazione, sarei stata io la prima, avendo un tantino di intelligenza, a dire Marco di mamma facci brutte figure, va a fatica mamma che è meglio. E invece no. Invece no. C'è un artista che ti piacerebbe fare un duetto? Come te venne sti fatto in casa? Perché? Come te venne? Vabbè, c'è qualche artista che ti piacerebbe fare una collaborazione, anche a livello teatrale, non solo per quanto riguarda la canzone. Ma ci sono alcuni sì. Che stimi ti piacerebbe fare una collaborazione insieme? Bene. Allora, di questo lavoro discografico,
C'è un brano che tu ti senti legata? Sì. E già so anche qual è. A Valigia da cantare. Bene, sì. Vogliamo parlare di questo brano? Certo. Come è nato questo brano? Di Aprile Palumbo. Sì. E, vabbè, questo brano è nato perché comunque c'è stata una grande collaborazione per una scelta di brani, ecco, proprio costruiti per un interprete. E a Valeggera Cantante potrebbe essere molto, sembrare personalizzata, invece non è così. A Valeggera Cantante perché faccia cantando, ma in effetti quello è un bagaglio della vita che portiamo ognuno di noi. Sì. Ognuno di noi ha un bagaglio della vita. E noi ce la vogliamo ascoltare. Di tante sensazioni, di tanti ricordi, cose belle, cose brutte. Ricordi anche. Che? Ma no, ricordi. Mi ricorda la canzone? No, io dico una valigia che ne ricordi. Ah, la tieni tu? Come? Vai sempre innanzi a te perché la voglio pescare Napoli. È tu Ok, ce l'ascoltiamo sì. Con la valigia da cantante Cinzia Oscar. Che bella, sì, mi piace assai a me questa. In da valigia da cantante, Vestiti, scarpe consumate, o tempo m'ha cusuto un cuore e appresso me l'ha già portata. Su storie che m'ha già rubata, puttana orecchio miezza gente, e sta valigia sape fatte tutto quanto. In da valigia da cantante, la borsa di trucca sempre pronta, poi via per culo tempo e me non sa da ruba niente, e me ne giorna senza sale, con frigorifero vacante, e sta valigia sape fatte tutto quanto. La storia mia, storia tua, la storia di tanta gente, quella che fatto, quella che ride, lo porto un po' a te. Casa e fatica, figlia e marito, io ho tutto niente sempre, quelle che vorrà puntare, e soltanto tutto a furto sempre, quelle che devo scordare. In da valigia sta cantante, pure un figlio si è cresciuto, come una mamma che fatica, chiamava a casa ogni minuto, quando improvviso e grossi cielo, però i momenti suoi più belli, lascia persa in lacrime burrenne. La storia mia, storia tua, la storia di tanta gente, quella che fatto, quella che ride, lo porto un po' a te. Casa e fatica, figlia e marito, io ho tutto niente sempre, quelle che vorrà puntare, e soltanto tutto a furto sempre, quelle che devo scordare. Casa e fatica, figlia e marito, io ho tutto niente sempre, quelle che vorrà puntare, e soltanto tutto a furto sempre, quelle che devo scordare. Rieccoci qui con me questa sera l'artista Cinzia Oscar. Grazie. L'artista Cinzia Oscar. Allora Cinzia, sempre in questo disco c'è un brano sempre che fa o capi tutte il capo. Sì. Diciamo che Cinzia Oscar ha trattato un po' tutte le tematiche. Sì. C'è qualche tematica che sei più ti ritrovi più in quella tematica? Ma diciamo che sono state un po' cucite addosso, sì. E per cui quando è stata fatta questa scelta ero convinta di quello che avrei scelto.
O capi tutti i capi, ad esempio, è un'altra metafora della vita, sempre di Palumbo Aprile. E approfitto per salutare. Parliamo, diciamo che si parla di o capi tutti i capi di un argomento Gomorra, se vogliamo paragonare, ma non è così, perché o capi tutti i capi è solo lui. Giusto. E c'è una frase in questa canzone quando dice te ne guagliuno pognuni in uia, sono gli angeli custodi. Perciò lui capi tutti i capi. Questo è sempre di Palumbo. Sempre. E Tonia Preda, approfitto per salutare, che sono due bravissime persone che io stimo tanto. Poi c'è l'altro brano, Donne a metà, anche una tematica di Federico Salvatore, sì. Grande Federico Salvatore, certo. Una tematica un po' particolare, certo. Un po' particolare. Questo disco che è prodotto e distribuito dalla Zeus Record, unica interprete, Cinzia Oscar. La grande Cinzia Oscar. Ti ringrazio. Io sono emozionata in questa puntata. Eppure siamo amiche. Eppure siamo amiche. Non lo so perché. È vero, io qua stasera sono innanzitutto in veste di amica. Io che diciamo che tratto un po' tutti i cantanti. Sì. Però quando mi sono di fronte a una vera artista io mi emoziono. E mi fai emozionare dicendo questo. Mi emoziono. Sono contenta. Allora, il tuo comportamento nello spettacolo rispecchia nella tua vita privata? Puoi ripetere la domanda? Il tuo comportamento nello spettacolo rispecchia nella tua vita privata? Ma parli di caratteriale? Sì, anche caratteriale. Sì, molto, perché ho una personalità molto spiccata, penso che sì. Ma gli anni sempre, poi in privato? Io, ma ti dirò una cosa, allora, meno male che c'è questo. Questo ha fatto la differenza, secondo me, con me, perché io riesco ancora ad oggi ad emozionarmi, per cui se mi emoziono, anche, che ti devo dire, con un cagnolino in una situazione molto tenera, riesco ad emozionarmi anche interpretando dei personaggi che si trovano nelle mie canzoni. Nelle tue canzoni. E quello ha fatto la differenza. Riesco ancora ad emozionarmi. E ci fa emozionare tutti noi che ti ascoltiamo. Allora, vogliamo far ascoltare il prossimo brano che... Qual è il brano? Prima fa amore con te. Prima fa amore con te, la canzone che a me piace tanto. Infatti appena sei venuto ho detto devi cantare una bella melodia, una bella melodia d'amore insieme di questo disco, unica interprete, Cinzia Oscar. C'erano poche cose più, mi ha portato riso tu, ad un pozzo che tornare, e non mi voglio più fermare, e in altro modo mi ha guardato, prima con lui che mi ha parlato, e che mi tu sapere. Tu pure sempre assai come me. Prima fa amore con te, o prima va saltata nel sapore del caffè, e una carezza o zucchero che ancora fa cadere, spoglia prima e paura, prima che spogliamo te. Prima fa amore con te, niente che la canzone che dedicata a me, soltanto 3 minuti e poi mi può portare fra cielo e lenzuola, ti voglio parlare, mi guardare dall'occhio soffermare solo con te, soltanto tu mi sai capire. Ma sai piglia come voglio, la fatta che la prima te, terra bruciata un po' la mia. Prima fa amore con te,
O prima passata dello sapore del caffè e una carezza o zucchero che ampolla fa cadere. Spoglia prima e paura, prima che spogliamo me. Dimmi fa amore con te, niente che la canzone che è dedicata a me. Soltanto 3 minuti e poi mi può portare fra cielo e lenzuola. Ti voglio cantare, mi guardare nell'occhio soffermare solo con te. Spoglia prima e paura, prima che spogliamo me. Dimmi fa amore con te, niente che la canzone che è dedicata a me. Soltanto 3 minuti e poi mi può portare fra cielo e lenzuola. Ti voglio cantare. Ed era Prima fa amore con te, una bella canzone che mi piace tanto tanto tanto. Allora, vogliamo ricordare i tuoi appuntamenti? So che stai facendo un programma su Certo. TV Campania, noi lo possiamo anche dire tranquillamente, Cinzia Oscar Show. Bene, sì. Ti sei medesimata a Maria De Filippi? No, assolutamente No. non mi sarei No, no. mai permessa Vabbè. di potermi confrontare con un mostro di bravura, Sì. assolutamente, di cultura, di bravura. No, 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 non fare questo paragone. No, vabbè. Stavi scherzando? Sto No? scherzando. Ah, perché non sarei mai. Avrei avuto una megalomania esagerata. E non Vabbè, assolutamente però è non quello ce l'ho. il fatto della posta, delle persone. No, non è la posta, sono delle persone che scrivono delle lettere per venire a raccontare la propria La propria storia. storia. Anche Potrebbe una bella- essere una piccola idea di quel programma, ma Sì, non nominiamo assolutamente. Maria De Filippo, No. assolutamente no. Maria De Filippi è una cosa e Cinzia Oscar è un'altra. No, che le Maria De Filippo. Allora, noi ti ringraziamo tutti che hai fatto parte di questo programma di Chiara Stream che va in onda. Il prossimo appuntamento sarà tra poco con il prossimo artista. Bene. Io ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Volevo ricordare una cosa molto importante, Vai, non vorrei trascurare questi particolari, che quella trasmissione è prodotta dal Vincenzo Ennio, Sì. dell'Associazione della Madonna. L'associazione. Precisiamo. Precisiamo Precisiamo perché sempre. diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ogni martedì dalle ore 21 su Benissimo. TV Campania. Benissimo, giusto? sì. Io Sì. ti ringrazio Cinzia per aver accettato il mio invito, a parte che siamo amiche, non avevo dubbi che saresti venuta o non saresti venuta, e che dire. Io ringrazio alla te, prossima. Giordano, Sì, e il nostro sono Giordano, il nostro Daniel felicissima Giordano. insomma di essere stata invitata, mi sono trovata a proprio agio, abbiamo questo mi fa tanto chiacchierato piacere. e tutto bello. Alla prossima. Un bacio, Ciao. a fra poco con il prossimo artista.